Sarà probabilmente fondamentale questo attacco della Virtus di Bologna. 29 secondi, 82 centesimi a disposizione. Attenzione ai centesimi. Poponen, tutti lontano da lui. Vedremo 5 secondi, Stefano, di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quelli dell'azione. Ancora Coponen in palleggio. Eccolo qui adesso il blocco alto di Gigli. Restano però in due su Coponen. Chiude la palla. Gigli per Sanichidze. Il reverse, l'errore di Sanichidze su un canestro che sembrava abbordabile. Osley cerca di andare in fondo. Douglas Roberts lo stoppa. Stoppata di Chris Douglas Roberts. I centesimi adesso sono 53. Déjà vu, déjà vu. Contro Gigli e contro Douglas Roberts. Questa probabilmente è l'immagine migliore. Stoppata con la mano sinistra. Cosa ha fatto Chris Douglas Roberts in difesa? Avrà anche solo segnato 5 punti, ma forse difensivamente con la giocata della partita. Perché adesso un eventuale canestro da 2 punti per la Dinamo sarebbe solo da pareggio, e se uno dei due dinner volesse bissare la magia dell'altro ieri servirebbe addirittura la tripla per vincere la partita. Ci aspettiamo di tutto in questa serie. Abbiamo detto attenzione ai centesimi. Sbaglia un attacco, eccoli qua intanto nel dettaglio. 5 decimi, 3 centesimi. Vediamo, 5 decimi, c'è tutto il tempo. Vedete qui l'errore sul primo raddoppio che la difesa della Banco di Sardegna velocissimo fa. Ettore De Lorenzo. Caccia in shuttle, ovviamente la rimessa per uno dei due dinner che andranno a liberarsi dai blocchi. Osley per la rimessa, si va da Vanuzzo, tripla, entra! È entrata la tripla! La Dinamo Sassari in semifinale è entrata, e anche stavolta sono bastati 53 centesimi. Il capitano Manuel Vanuzzo. Che finale, Stefano, che finale! Da togliere il fiato questo canestro, non so che dire, un'esecuzione meravigliosa. La pallacanestro è stupenda, anche crudele per una Virtus eccezionale, ma qui c'è stata una esecuzione perfetta della rimessa con una esecuzione al tiro da 3 strepitosa di Vanuzzo. Guardate sul cambio difensivo, perfetta, resta un tempo, grande capitano, un cuore incredibile. Almeno da 7 metri e mezzo la mette Manuel Vanuzzo. Sassari è in semifinale per la prima volta nella sua storia, quarta in stagione regolare. Gli applausi sono tutti per il capitano che è appena passato davanti alla nostra postazione e che avremo certamente al microfono. Vedo un Ettore De Lorenzo che sta facendo i numeri per recuperarlo, ma lo avremo subito. Questo tiro lo vedremo negli highlights di tutto il resto della stagione di questi playoff. Impazzisce anche il presidente Sardara. Guardate tutta la tranquillità che ha abbandonato dopo il tiro nell'1 contro 1 proprio col suo capitano nel prepartita. Meo Sacchetti conferma con grande merito il titolo di miglior coach del nostro campionato. Ettore, appena è un ospite, la linea ovviamente è tuo. Il finale incredibile premia il Banco di Sardegna Sassari. Apritemi, eccomi qua, siamo con Manuel Vanuzzo, autore di una tripla spaventosa, 53 centesimi, incredibile davvero. E siete riusciti a portare a casa un'altra vittoria davvero incredibile all'ultimo secondo, non c'era neanche il secondo stavolta. No, sapevamo che era difficile vincere qui, però dovevamo mettercela tutta, perché comunque arrivare a gara 5 con loro, che comunque sono una squadra giovane che con tanto talento e tanti atleti, era difficile. Volevamo chiudere il prima possibile, abbiamo vinto 2 partite all'ultimo secondo e bravi noi, comunque complimenti anche a loro. Io ho visto il disegno della rimessa, dell'ultima rimessa, ed era probabilmente per uno dei dinner, poi hanno trovato te libero, naturalmente non ci è pensato un secondo. È chiaro che col talento che abbiamo noi con gli americani molto probabilmente si adeguavano su di loro, e poi mi ha lasciato libero e lì devi tirare per forza. Una grande soddisfazione per un capitano, ovviamente. Sì, soddisfazione per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito anche qui di lunedì fino a Bologna. Grazie mille. Ettore, ovviamente quando vorrai, con coach Sacchetti, con il presidente Sardara, davvero per estendere i tantissimi complimenti a tutta una terra. Stasera ci avranno seguito in tantissimi
da Sassari. Stefano, cosa aggiungere di più? Certo che resterà la serie dei centesimi, la serie del tiro all'ultimo secondo, nonostante tutte le polemiche. Abbiamo la prima semifinalista, e mi sento di dire con grande merito è Sassari. A te, Ettore. Sì.